Allora, ieri sera c'è stata l'inaugurazione appunto della rassegna Carnevali di Marca, la rassegna trevigiana. Abbiamo fatto lo spettacolo con il Teatro delle Arance negli istituti filippini. Abbiamo avuto anche lì una discreta partecipazione e oggi appunto è il primo appuntamento per i bambini e direi che appunto siamo molto soddisfatti. E domani mattina abbiamo un altro appuntamento durante il mercato tradizionale domenicale, domani mattina appunto nella frazione di Crespano, e speriamo appunto la risposta sia altrettanto soddisfacente. Ci sono molti più bambini di quello che speravamo, quindi ben venga, e adesso torneremo a gonfiare palloncini e speriamo vada avanti così tutto il pomeriggio. Noi ci aspettiamo di ritrovare nei bimbi una grande voglia di fare festa e in sicurezza, anche se non ci sembra più, quasi più passato, come ha detto il sindaco di Treviso stamattina, siamo nell'ultima scia, quindi speriamo abbiamo dovuto rinunciare alle sfilate, ma abbiamo comunque abbiamo cercato di creare una nuova situazione, una situazione nella quale i bimbi possono essere protagonisti, nonostante il cielo oggi non ci aiuti. Treviso e Pieve del Grappa hanno dato assolutamente il meglio e siamo felici di vederli felici, colorati, in maschera, assolutamente all'interno dello spirito del carnevale, che è quello che Carnevali di Marca da sempre si propone. Carnevali di Marca è il carnevale dei bambini.